Si è svolta oggi, presso la caserma Montesanto di Gorizia, la cerimonia militare di avvicendamento al comando della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli. Al generale di brigata Maurizio Boni è subentrato il generale Vasco Angelotti, il 77° comandante dell'unica grande unità di cavalleria dell'esercito italiano. Alla cerimonia, presieduta dal generale di divisione Danilo Enrico, comandante del primo comando delle forze di difesa, erano presenti numerose autorità civili e militari del capoluogo esontino, nonché le rappresentanze di tutti i reggimenti che costituiscono la Brigata di Cavalleria. Il generale Boni assumerà il comando dell'Italian Joint Force Headquarters a Roma, città nella quale il nuovo comandante, generale Angelotti, ha ricoperto l'incarico di capo ufficio del 4° reparto infrastrutture e dello Stato Maggiore della Difesa. Il generale Angelotti ha già prestato servizio in Friuli Venezia Giulia presso l'8° reggimento Genio Guastatori di Villa Vicentina, in provincia di Udine. Le parole del generale Boni al termine della cerimonia. In ogni caso a Gorizia sono stato veramente onorato di aver vissuto qui un anno, poco più. È una città che, come ho già detto al sindaco in moltissime occasioni, è una città che è rimasta nel cuore e soprattutto mi rimane nel cuore il Friuli Venezia Giulia, regione nella quale avevo già prestato servizio in precedenza, ma rimane un'esperienza dal punto di vista delle relazioni con le comunità locali veramente intensa, eccezionale, come è stato intenso, intensissimo il lavoro che abbiamo svolto in un anno unitamente ai miei 6 reggimenti. Generale, mi permetta, non è un addio ma un arrivederci, si dice in questi casi. Assolutamente, assolutamente. Le tappe che sono davanti a noi, ma nella vita, fanno parte di un cammino umano professionale. È sicuramente un arrivederci, non ho assolutamente intenzione di staccare i collegamenti, come si dice, con questa regione, con Gorizia, con i miei reparti, gli uomini e le donne che ho avuto le dipendenze, assolutamente no.